Nel vicolo Melannou aveva sempre regnato la tranquillità. Ma ad un tratto il quieto vivere era stato turbato dalla presenza nel quartiere di un giovane forestiero, Andreuccio Ottobelliz. Aitante, bello, elegante, tornava a Napoli dopo tanti anni passati in America. Tutte le donne cadevano ai suoi piedi, cedevano allo sguardo di Andreuccio Ottobelliz. Perché non 7 bellizze? Ve ne lascio immaginare l'ottava. Il fascino di questo giovane però si spinse oltre e turbò anche i pensieri della figlia del guappo del quartiere, Carmela Bionda. Carmela Bionda, l'usignolo del vicolo, la cui voce allietava i risvegli del quartiere. Ma Carmela era già promessa sposa al figlio del fruttivendolo, Enzino Esposito, chiamato nel quartiere Enzino Sic. Enzino Sic poi diventato Enzino Opesante, che subito intuì la tresca della sua amata e del giovane forestiero, pronto a risolvere la questione come si soleva fare a quei tempi. Con una tirata di curtiella, no! Ma qualcosa all'improvviso cambiò. Le voci correvano sempre di più, sempre più veloci. Ma tu hai capito? Carmela Bionda e Andreuccio Ottobelliz, ovvero faia, e Enzino Pesante, pazza, ma tu cosa stai dicendo? Poi, la goccia che fece traboccare il vaso. Un breve scambio di battute una mattina fuori al basso di Carmela Bionda. Andreuccio passeggiava spensierato, come era il suo solito, fuori al basso, con il suo sguardo latino, il profilo greco. Poi qualcosa accadde. Giovanotto, mi date un chilo di carciofi? E soffernute i carciofi. Oh. E allora mi date un chilo di pomodori? E soffernute pure i pomidori, teniamo solo le rucola. Oh. Ma voi non tenete niente. E vabbè, è a voi che vi importa. Sì. Ma a me ne importa solo di quella bella cerasa che tenete lì a fianco. Buona giornata. Enzino Opesante non sapeva cosa fare, si scippava i capelli da testa, si mangiava le unghie. Carmela Bionda lo tranquillizzava, lui era furioso, quella era un'offesa grave, non aveva saputo reagire come si conveniva e si doveva rimediare. La quiete nel quartiere era ufficialmente finita. I due spasimanti si stavano per affrontare quando interviene il padre di Carmela, il boss della zona, Don Ottavio Facciabella. Quanto si brutto. Vai. Ho sentito una voce. Vieni. Tutti tremavano davanti alla sua figura, grande, imponente, irraggiungibile, superba, eccelsa. Ma Don Ottavio non era mai solo, sempre in compagnia del suo guardiaspalla più fidato, Pierino col pepistone, Pierino 7 curtiella, mano affugata, morta appicciata, caffè macchiato. Buon caffè. No, basta, che c'è? No, questo dopo, scusi, che c'è? Maestro, grazie. Aveva tanti nomi il braccio destro del boss. Don Ottavio stava per parlare e quando parlava lui era legge. Questa situazione deve finire. No, scusa, questa situazione. E vabbè, è la stessa cosa. Comunque deve finire. Nel vicolo non si muove una foglia che io non la faccio muovere.
E sono proprio io che decido se la foglia si muove o no. Perché se poi la foglia pure si vuole muovere, allora le cose poi in tal caso potrebbero cambiare. Perché la foglia dice vicino a me, ah allora tu, ma perché tu allora non ne capite niente, chi comanda? Perché le cose in tal caso potrebbero pure cambiare. Ah, io sono gomast. È chiaro? Donotta, scusa, veramente non si è capito niente. E vabbè, l'ho detto io, qualche cosa vuole dire. Vabbè. Maria è la sorella. Lo so, Carmela. Mi è uscita Maria perché... Vabbè. Andiamo avanti. Carmela! Carmela bionda. Andiamo avanti! Mia figlia. Andiamo avanti! Carmela bionda deve andare in sposa al figlio del fruttivendolo Enzino Sic. Volevo dire Enzino Pesano. Vabbè. Questo ho detto un anno fa e questo dico ancora ora. Perché se non l'avessi detto, allora uno dice vicino a me, ah tu non l'hai detto, allora poi uno dice, ah ma allora tu hai sbagliato, no ma tu sei sbagliato, ah ma allora ne capiti chi come, no perché sei pure tu questo fa, allora tu puoi percecare con me, io sono con me Curtiello, perché tu puoi a me non mi dici, è una cosa che ho detto io, quello dice no, ma quello, è chiaro. Donotta, veramente non si è capito niente, ma non fa niente, va bene lo stesso. Mi sono arrivate alle orecchie delle cose che non mi piacciono. Un certo Andreuccio, 8 bellizze di Mergellino, si vuole mettere nell'unione di questi due giovani al quale io stesso ho dato il consenso. Non avessi dato il consenso, allora tu dici, ah ma tu il consenso non l'hai dato, allora perché... ma invece l'ho fatto perché... allora... Vedi come si capisce quando uno è un me principio? Sì. Perché tu allora non li sai a me, hai detto sì. E allora perché tu quando ci sto fatto, ma chi lo consente a girare perché quando è vero che mi chiami, capite? Perché sono sempre a comandare. Ah, ma ricevere a posto, la posta sta chiusa, è domenica. È chiaro? È chiaro. Comunque, Andreuccio, 8 bellizze, se la deve vedere con me. E io sto qua. Ah, voi qua state. Io sto qua. No qua, là. No, tu puoi qua. Più qua. Sto qua. Non là, più qua. Ma perché già sta qua là? Non lo so, fate come volete voi. Giovano, voi vi siete messi contro a me, avete sbagliato assai. E mo, va aprite con Curtiello. Ma perché ha dato io pane? Perché volete ne pochi di pane? No, grazie. Ne pochi di pane, salsiccia e friariello. È buono. Ma c'è sto fortarino. No, perché se no mi brucio il sonno, sapete com'è? Giovano, questo è un affronto. Giovano, avete finito di parlare. Giovano, mo vedete chi è? Don Ottavio, faccia bella. E chi è? Chi? Don Ottavio Faccia Bella, chi è? Non lo so, non lo conosco, ma ti appartiene. Ah, sono io, Don Ottavio Faccia bene. Mi faccio sul cerro del Ramone, Io sono Andreuccio Ottobellizzi. È piacere. Il piacere è mio. Giovanotto, mi dispiace per voi che dovete morire. Vi siete messi contro di me e adesso fate la fine che fa uno quando si mette contro un uomo di principi come me. Sì, mi dispiace perché siete un bel ragazzo. E anche a me dispiace per voi, Don Ottavio. E mi dispiace pure perché mi state pure simpatico. E pure voi, sapete? Io non dovrei dirlo, ma mi dispiace veramente di cuore perché siete proprio affascinanti. E pure voi, sapete? Ovvero Rice, ovvero. tu sei proprio sicuro? Sono sicuro, ovvero. Ti ho cercato per tanti anni. E adesso sei arrivato, mio principe, Ambro Carmana.
così l'ordine nel vicolo del Melanù fu ripristinato. Enzino Usic, poi Upsant, continuò la sua relazione con Carmela Bioнд, mentre Don Ottavio Facciabella, guappo del quartiere, saggiò anche lui l'ottava bellezza di Andreuccio. E vissero tutti felici e contenti.